su un accordo più complessivo governo-Regione Sardegna. Questa è la risposta pubblica all'inestimabile patrimonio ambientale, rappresentato da luoghi come la Maddalena, Capoteulada, Santo Stefano, Quirra, i territori cioè dove sorgono basi e poligoni militari e che costituiscono delle perle ambientali e turistiche. Una tutela che però va conciliata con gli innegabili riflessi che la presenza militare ha dal punto di vista economico ed occupazionale. Per questo è pressante la richiesta sulla destinazione d'uso che avrà la nuova caserma di Prato Sardo, sorte 150 militari della Brigata Sassari a occupare come da programma la caserma di Prato Sardo e che la razionalizzazione della presenza militare in Sardegna allo studio del governo non modifichi i piani. Nessun cambio di programma, ha assicurato il ministro. Io le confermo che le forze armate e non altri utilizzeranno la caserma. Non per un approfondimento, ma sono per dirle che in tempi brevi sarà occupata e sarà occupata da personale delle forze armate.